Volutamente abbiamo eseguito solamente pochi canti, 4 canti, per lasciare spazio ai nostri ospiti. Gli altri fanno così per noi, fanno le brave presentazioni, poi lasciamo lo spazio ai nostri ospiti. Invito adesso a venire qui sull'altare il coro di Galtelli, los cantores de Cartelli. Questo sarà il nostro... Signori, buonasera, intanto auguri a tutti per l'anno nuovo ci porti quantomeno tanta salute e serenità, è la cosa principale. Devo ringraziare la Corale Manistera di Mano Malas per l'invito che ci ha rivolto a questa manifestazione. Grazie per l'introduzione che ha fatto Gio Maria prima, decantando un po' quelle che sono le doti dei suoi cantori. Abbiamo avuto già occasione di incontrarci qualche anno fa in diverse occasioni, siamo rimasti sempre in contatto perché è giusto che sia così. Le persone quando si conoscono e si vogliono bene perché condividono e dividono momenti di cultura, giustamente diceva Maria, fa sempre bene rivedersi, fa sempre bene riscoprirsi e risentirsi soprattutto. La formazione stasera è quasi completa, manca solo un elemento, siamo in 8, c'è il raddoppio delle parti vocali per quanto riguarda le voci maschili. Come già anticipato da Maria, svolgiamo il nostro lavoro da oltre 20 anni. La maggior parte di noi, anzi tutti, mi sembra di ricordare che tutti abbiamo avuto già esperienze di polifonia, eccetera. Poi a un certo punto è nata questa grande passione che ci è stata tramandata dagli anziani cantori che noi abbiamo conosciuti, tutti li abbiamo conosciuti, gli anziani cantori argentini. E abbiamo iniziato a scavare e siamo stati fortunatissimi, dobbiamo dire, perché abbiamo recuperato una registrazione del 1963 dove conteneva poco di meno tutto l'ordinarium, tutta la messa cantata in latino, tutto il vespro, buona parte dell'ufficiatura dei defunti, moltissimi gozzos, fratelli e parco di queste cose, voi perché la storia dice che è stata sede vescovile per 400 anni, quindi ha avuto un ruolo importante nella baronia, nel territorio della baronia. Il gruppo insieme da 20 anni, come già preannunciato, ci siamo dedicati anima e corpo al recupero di tutti questi brani. Siamo riusciti nell'arco di 7 anni a produrre il primo lavoro discografico, il primo CD dal titolo Telefono Salutis. A breve uscirà il secondo lavoro, una ulteriore testimonianza di quello che Galtelli ha tramandato per secoli attraverso le proprie voci. Ed è su questo punto che volevo soffermarmi un attimino. È bellissimo sentire le corali che cantano con grandissima passione, eccetera. Ma voi pensate soltanto ad una cosa, adesso non voglio sminuire le cose che vengono fatte attraverso un papiro scritto, perdonatemi l'espressione in dialetto barniese, sul papiro scritto, cioè ciò che è scritto su un foglio, e ciò che hanno fatto egregiamente, devo essere sincero, prima gli amici della Corale Manistera. Dei semplici segni, cosiddetti, no? Su un rigo musicale, e vengono letti e vengono interpretati. Ma provate ad immaginare i canti che presenteremo stasera. Non vi sono scritture, non c'è musica. È la musica della memoria, ciò che ci hanno tramandato i nostri padri.
provate ad immaginare, chi di voi non avrà mai sentito cantare per esempio il Kyrie dell'Ordinarium, quello tradizionale, no? Lo sentirete stasera tremendamente e bellissimamente stravolto dalle voci. Ma perché lo hanno imparato così? Perché allora non sapevano leggere, non sapevano scrivere, dovevano solo ascoltare ciò che i sacerdoti tramandavano, cioè quello che cantavano, lo facevano proprio, lo interpretavano e facevano e davano a questi canti tutti i milismi immaginabili e possibili, ognuno lo interpretava a modo proprio. E la cosa più bella era che ogni quartetto, ogni sestetto, ogni ortetto che si metteva a fare queste cose lo faceva in modo diverso, ma non per questo meno bello dell'altro o meno ascoltabile dell'altro. Questo è ciò che i cantori per 20 anni hanno fatto, hanno preso queste cose, le hanno fatte proprie, le abbiamo fatte nostre, abbiamo riscoperto guardate lì il gusto di queste cose qui, le abbiamo prima fatte riascoltare agli altolinesi e gli anziani hanno criticato il nostro operato, ci hanno corretto giustamente le cose da correggere, l'hanno corrette subito. E siamo stati fortunati che la maggior parte degli anziani sono stati disponibili a correggere, perché non sempre succede. Moltissimi anziani si chiudono e dicono non era così, dimmi com'era, cavolini, dimmelo. State sbagliando qualcosina, somiglia un pochino, però non era così, ma dimmelo. Cioè se io non ho una testimonianza diretta, non posso correggere ciò che non conosco, devo continuare a farlo così come l'ho imparato dagli altri. Ma questa è la cosa bella, perché è apprezzatissima non soltanto qui in Sardegna, che queste formazioni ormai girano dappertutto, è apprezzatissima fuori dalla Sardegna. Noi, vi posso dire, raccontandovi la nostra esperienza fuori dalla Sardegna, in primis partecipando a un festival in Lombardia. Ci fu un maestro che rimase strabiliato, maestro Franchioli, non so se ne avete mai sentito nominare, era il presidente della commissione, perché essendo un festival dovevano giudicare l'operato del cose. Noi ci presentavamo lì, in grandissima tranquillità, nonchalance, senza spartitura, dicevo subito che cantavamo a cerchio, non come gli altri. E perché cantate a cerchio? Perché il canto non è vostro, il canto è nostro, voi dovete solo ascoltare. E così fu. Inizialmente fece un po' il muro storto. Dicevano, ma perché cantano a cerchio questi qui? Non lo so. Ce lo disse un carissimo amico inglese, la prima volta che ci sentì cantare, volle provare a stare nel cerchio insieme a noi. Lo facemmo entrare nel cerchio e capì perché cantavamo a cerchio. Perché nel cerchio si sentono le vibrazioni. E sono quelle vibrazioni che soltanto i cantori possono ascoltare, che possono sentire e possono in qualche modo trasmettere comunque agli altri attraverso il canto. Quindi il nostro canto è trasportato fuori dalla Sardegna, in Italia, nella penisola, in Inghilterra 4 volte, l'anno scorso di nuovo in Inghilterra, in Germania 4 volte, in Francia. Questo significa fare cultura, questo significa credere a quello che parlava prima Giovanni. Giovanni Maestro. Significa fare cultura, portare la propria cultura all'ascolto degli altri, alla critica degli altri e sentire che ogni volta che rappresenti la tua cultura, gli altri ti ascoltano e non solo ti ascoltano, ma dicono, ma come fate? Non lo sappiamo. Lo facciamo e basta, semplicemente con grandissima semplicità, ma non perché lo si voglia fare semplicemente bene o semplice, perché ci viene così, è una cosa naturale, come la moltissima parte delle cose. Siamo stasera qui a presentarvi i brani della tradizione orale. Inizieremo con il Kyrie, quella famosa di cui parlavo prima. Proseguiremo con il Manus Lavans. La maggior parte dei testi sono in latino perché il Liberus Valis era quello che ti dava tutto in quel periodo, tutta l'ufficiatura di tutto l'anno, tutto l'arco, di tutto l'anno liturgico era scritta lì.
e quindi erano quelli i testi canonici delle varie funzioni religiose, e di questo si tratta. Il secondo brano è il Manus Lavas, il canto che veniva eseguito per la benedizione dell'acqua santa. Ed erano sempre i cantori che lo introducevano e lo cantavano, vedete. A seguire il Magnificat. Magnificat, chi non lo conosce? Magnificat, anima mea, tutti lo conosciamo. Anche questa è una melodia tradizionale valtellinese, sempre e comunque. Non manca senz'altro un canto tradizionale dedicato al Bambino Gesù, che è Celeste Tesoro, che è quello finalmente in dialetto valtellinese. E a chiudere il classico canto del ringraziamento. Ogni volta che c'è una funzione particolare, una funzione liturgica particolare, che cosa si cantava? Gesù Te Deum, non poteva mancare il Te Deum. Chiuderemo con il Te Deum. Grazie e buon ascolto.
capito tutto perché è un tantino più lungo, solo magnifica. Et exultavis
il cantore della Teddy, hanno fatto sentire veramente tanto della loro tradizione del canto di Galtellino. Angelo non sa una cosa, perché quando ci siamo sempre incontrati come coro polifonico. Lui non sa che anche noi qui a Magomadas abbiamo un coro nel coro, nel senso la parte maschile del nostro coro canta questi canti tradizionali della settimana santa. Anche noi cantiamo il nostro Te Deum, che è leggermente diverso dal vostro, ma ogni paese, come diceva Angelo, c'è il suo. Maestro Borromeo, anche a noi è capitato che te, Giovanna Sidora, dopo essere andati a fare sentire quello che lei ci aveva insegnato, ha detto: noi il GAI, noi sono più GAI, come ti devi fare? Fagli idea. E ci ha insegnato certi passaggi che ci sono stati utilissimi. Dunque, come dice Angelo, è veramente un progredire, non recuperare queste cose antiche. Ora è la volta, come abbiamo